po' a vacca, taglia che forza, Gaiani pavalucci, che con le corna muovono i valacchi. Oggi vi faccio mangiare un piatto molto più semplice e molto gustoso, una frittata di cipolla. I nostri ingredienti sono sempre la cipolla, uova, prezzemolo, pan grattato e caciocavallo pelosato, olio e peperoncino. Andiamo a preparare i nostri piatti. Allora, tagliamo la nostra cipolla sempre grossolanamente. Mettiamo in una padella dell'olio sempre extravergine e andiamo a cuocere. Andiamo ad aggiustare la nostra cipolla con il sale, un po' di pepe nero. Non appena già la cipolla si appassisce dolcemente, spegniamo il tutto e la versiamo in un piatto fondo. A questo aggiungiamo un po' di prezzemolo toccato, pan grattato, il caciocavallo, amalgamiamo un po' tutto e un uovo. Amalgamiamo tutto per bene e andiamo a friggere la nostra frittata. Olio extravergine di oliva, aspettiamo che la padella sia ben calda. Non appena la padella è ben calda andiamo a versare il nostro composto di cipolla. Diamo una schiacciatina . Qualche minuto cerchiamo di non la fare attaccare. Andiamo a girare con un piatto la nostra frittarina. Ecco qua, già è pronto. Andiamo a servire. Serviamo la nostra frittarina nel piatto, prendiamo la foglia di basilico. Buon appetito!